Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. 40 anni di carcere a 5 imputati che gestivano gli affari della mafia italo-americana. Sono le prime condanne del GUP di Palermo ai presunti esponenti delle famiglie mafiose di Partinico, Borgetto e Torretta nel Palermitano. Risolto in meno di 24 ore il caso dell'accoltellamento di un minorenne tunisino a Castelvetrano, fermato dai carabinieri un 25enne connazionale. La vittima è in gravi condizioni. A Agrigento non si trovano i 3 corpi avvistati in mare dai turisti nelle acque di Palma di Montechiaro. È probabile che le vittime siano migranti. L'Etna dà di nuovo spettacolo tra neve e lava. Tanti i turisti e gli escursionisti che si recano sul vulcano e che spesso sono vittime di incidenti. Il presidente di Funivia dell'Etna chiede un presidio permanente di soccorso ai crateri silvestri. Milionario con 4 euro a Randazzo nel Catanese, vincita 6 zeri al 10 all'otto in una ricevitoria. Adesso è caccia al fortunato vincitore. A Catania si lavora per ripristinare la fornitura di gas nelle aree limitrofe all'esplosione. Oggi accesa la fiamma per verificare la corretta presenza del gas metano nelle condotte di Trappeto Sud e Sannullo. Calcio in Serie B è tempo di autoanalisi in casa Palermo dopo la prestazione deludente con lo Spezia che finisce 2-2 grazie alla rimonta dei liguri nel recupero. In Serie C il Catania batte la capolista Monopoli e riacquista fiducia. Bentrovati, arrivano le prime condanne per i boss della nuova Pizza Connection. Nel 2023 il blitz fu condotto dalla polizia italiana e dall'FBI. Oggi arrivano 5 condanne del Tribunale di Palermo. Manlio Viola. 40 anni di carcere inflitti a 5 imputati, tutti presunti gestori dei nuovi affari della mafia italo-americana. Li ha comminati il Tribunale di Palermo agli esponenti delle famiglie mafiose di Partinico, Borgetto e Torretta nel Palermitano. Si tratta degli uomini delle cosche della provincia di Palermo che avrebbero, secondo l'accusa, fatto rinascere l'asse fra la città siciliana e New York, rimesso in affari le stesse famiglie che negli anni '80 erano state colpite dal blitz Pizza Connection. Gli affari adesso riguardavano non soltanto la droga, ma anche le scommesse sportive e l'import-export di prodotti agricoli. A scoprire la rinascita di questo asse furono i poliziotti della squadra mobile di Palermo, insieme a quelli del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e in collaborazione con l'americana FBI. Le condanne comminate oggi sono soltanto la prima tranche del processo e riguardano i presunti boss che hanno deciso di essere giudicati con il rito abbreviato. La pena più pesante, 16 anni, è stata comminata a Salvatore Prestigiacomo, 8 anni invece sono stati inflitti a Giovan Battista Badalamenti, che si trova libero e vive negli Stati Uniti. Fra 4 e 6 anni e mezzo le altre condanne. A reggere i fili in America sarebbero i Gambino, gli eredi di Frank Calì, assassinato nel 2019 davanti alla sua casa di Staten Island. L'uomo chiave in Sicilia sarebbe stato l'anziano Francesco Rappa, che negli anni 70 era stato arrestato a New York. Ricostruite anche decine di estorsioni a imprese edili negli States. È stato risolto in meno di 24 ore il caso dell'accoltellamento di un giovane tunisino a Castelvetrano. I carabinieri hanno fermato un 25enne suo connazionale. La vittima, ricordiamo, è ricoverata in gravi condizioni al civico di Palermo. Laura Spanò. Individuato e fermato il presunto accoltellatore del 17enne di origine tunisina che al momento si trova ricoverato in gravi condizioni al civico di Palermo. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno fermato per il reato di tentato omicidio un magrebino di 25 anni ospite di un centro di accoglienza. Sarebbe il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto domenica pomeriggio nei pressi di un esercizio commerciale della città ai danni del connazionale di 17 anni, pure lui ospite di una struttura di accoglienza di Castelvetrano. Una lite è nata per futili motivi e ben presto degenerata fino a giungere all'accoltellamento. Il 25enne avrebbe inferto 4 coltellate al minore, dandosi poi alla fuga. Le immediate indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Marsala hanno consentito di individuare e fermare il 25enne che si era rifugiato in una stanza del centro d'accoglienza di cui era ospite. Qui sono stati sequestrati anche gli abiti insanguinati indossati durante l'accoltellamento. Ora si trova nel carcere di Trapani in attesa della convalida che dovrebbe avvenire già nella giornata di domani. La vittima è ancora ricoverata in pericolo di vita.
A Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, continuano le ricerche dei 3 corpi che sono stati avvistati in mare dai turisti. Presumibilmente si tratta di 3 migranti. Davide Sardo. Uomini di carnagione scura. Sono gli unici dettagli che emergono dalle testimonianze dei turisti che hanno allertato le forze dell'ordine dopo la visione dei 3 corpi senza vita galleggianti a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. Sul posto sono intervenuti immediatamente la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, ma nonostante gli sforzi per recuperare i corpi, le ricerche non hanno ancora dato esito positivo. L'ipotesi prevalente è che le vittime possano essere migranti. A supporto di questa teoria, nella stessa giornata un barcone alla deriva è stato spinto dalla corrente fino al porticciolo di Marina di Palma, trovato in condizioni precarie e senza tracce di persone a bordo. Ciò ha alimentato il timore che altre vittime possano essere disperse in mare. Le ricerche sono proseguite fino a tarda notte e sono riprese questa mattina, ma al momento non ci sono stati ritrovamenti né di superstiti né dei corpi segnalati. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, verificando se il relitto rinvenuto sia collegato ai corpi avvistati in mare. Intanto, a proposito di migranti, è stato annullato il fermo amministrativo della nave Sea-Watch 5, accusata di non aver chiesto il permesso alle autorità libiche prima di soccorrere persone in pericolo di vita nel settembre del 2024, ed è stata sospesa una multa per Aurora, l'assetto veloce della ONG Sea-Watch, che nel giugno del 2023 si rifiutò di raggiungere un porto troppo lontano, scegliendo di tutelare la sicurezza delle persone soccorse. E adesso cambiamo argomento, parliamo del caso della morte di Aldonaro. I familiari del giovane di 25 anni ucciso durante una rissa scoppiata il 14 febbraio 2015 all'interno della discoteca Goa di Palermo hanno scritto una lettera al presidente Mattarella in cui evidenziano tante anomalie nell'inchiesta sulla morte appunto del ragazzo. Nella lettera viene citato anche un episodio che riguarda una TAC effettuata al Policlinico sul corpo esamine appunto di Aldonaro. Il professore Procaccianti non ha mai depositato il relativo dischetto nel fascicolo del pubblico ministero, specificano i familiari, e cosa ancora più inquietante, quella TAC è sparita dall'archivio informatico del Policlinico. Per la morte di Naro sono a processo 3 persone con l'accusa di omicidio volontario. Hanno perso l'innocenza dei loro figli, traditi da chi avrebbe dovuto proteggerli. Le famiglie delle vittime di abusi sessuali in chiesa si riuniscono su internet per non essere più sole. Gerry Italia. Hanno sentito sulla pelle il peso della vergogna, ma non la loro. Per anni si sono trovati soli con il dolore di figli spezzati e il silenzio assordante di un mondo che preferiva voltarsi dall'altra parte. Oggi però quei genitori hanno trovato la forza di unirsi, di farsi rete, di dare voce a chi per troppo tempo ha taciuto. Nasce così il primo coordinamento nazionale delle famiglie dei sopravvissuti, un progetto che riunisce madri e padri di bambini e ragazzi abusati tra le mura di parrocchie, seminari e oratori. Un'iniziativa che è già una speranza a una trentina di genitori in tutta Italia, ben 10 dalla Sicilia, dove le cifre fanno rabbrividire. Negli ultimi 15 anni almeno 90 giovani vittime, di cui 27 abusate da sacerdoti e 6 da laici vicini agli ambienti ecclesiastici. Un coordinamento che nasce per dare voce a chi in questi anni non ha avuto voce, come spiega Francesco Zanardi, coordinatore della rete L'Abuso. Questo è proprio un po' lo scopo principale del coordinamento, che è fatto appunto di persone che hanno avuto la stessa esperienza traumatica e che non solo hanno uno spazio in cui poter condividere, ma hanno anche persone, diciamo, vicino a loro, che hanno subito la stessa circostanza. Tra i componenti anche Michele Messina, che conosce bene questo dolore. Suo figlio Antonio, quando era solo un ragazzino, subì abusi da Don Giuseppe Rugolo, oggi condannato a 4 anni per violenza sessuale aggravata. E mentre la giustizia fa il suo corso, con il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, che dovrà rispondere in tribunale dell'accusa di falsa testimonianza, le famiglie iniziano a fare quadrato. Quello che oggi fanno le famiglie dei sopravvissuti, e fanno benissimo a farlo, però come comunità, come Stato, come Vaticano, possibile che nessuno abbia neppure un vago senso di vergogna di quello che sta accadendo? E il coordinamento della rete L'Abuso nasce per questo, per abbattere il muro dell'isolamento, per sostenersi a vicenda e impedire che altre famiglie vivano lo stesso incubo.
E adesso parliamo dell'Etna, che dà di nuovo spettacolo tra neve e lava, ma oltre che dalle immagini affascinanti dell'eruzione nella fessura del cratere di sud-est, il fine settimana è stato segnato da nuovi incidenti. Una turista maltese è grave e il presidente di Funivia dell'Etna chiede un presidio permanente di soccorso ai crateri silvestri. Eva Spampinato. Neanche l'allerta arancione e le previsioni meteo avverse ampiamente annunciate hanno tenuto lontani i turisti dall'Etna. Domenica scorsa escursionisti, turisti e appassionati di sci hanno preso d'assalto il versante sud e i crateri silvestri. C'erano parecchi turisti che magari non hanno considerato le condizioni meteo preannunciate prima. Proprio qui 3 brutti incidenti hanno dato filo da torcere ai volontari del soccorso alpino e speleologico. Con le condizioni meteo avverse preannunciate, ripeto prima, anche gli organizzatori, i pullman, devono controllare, avvertire e eventualmente spostare o saltare la gita. La situazione è più grave per una turista 47enne di Malta che con lo slittino è scivolata all'interno dei crateri silvestri, riportando un importante trauma cranico e un trauma alla colonna vertebrale. L'elisoccorso non è potuto intervenire. Nebbia, neve, cominciava a nevicare, vento, insomma l'elicottero in queste condizioni non atterra. Nello spazio dei crateri silvestri è necessaria l'installazione di un presidio permanente, ha sottolineato il patron di Funivia dell'Etna, Francesco Russo Morosoli, per garantire la sicurezza dei tanti visitatori. Spesso ignari delle insidie del terreno impervio utilizzano slittini e padelle senza la giusta consapevolezza. La presenza di un centro di controllo può garantire anche la lotta alla formazione di discariche di rifiuti. Il fascino dell'Etna è sempre irresistibile, soprattutto quando il bianco della neve viene tinto di rosso dalle colate. L'ultima ha fatto capolino sabato a 3.000 metri dalla frattura alla base del cratere Boccanuova. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'INGV alle 15:19 di oggi a 4 km a sud-ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania. Non risultano al momento segnalazioni di danni a cose o persone. E poi un'attività effusiva da tracimazione lavica dall'area craterica nord è presente invece sullo Stromboli. Al momento il fronte del flusso lavico si attesta nella porzione superiore della Sciara del Fuoco. E adesso una bella notizia, sicuramente per un fortunato: vince 1 milione di euro al 10 e lotto. È accaduto a Randazzo nel Catanese e adesso è caccia proprio a questo fortunato milionario. Orazio Longo. 4 euro per guadagnarne 1 milione, la supervincita registrata a Randazzo nel Catanese, giocati al 10 e lotto 10 numeri con oro e doppio oro nella ricevitoria Gurino in via Bonaventura. La giocata milionaria è avvenuta intorno alle 12 di domenica mattina, sconosciuto l'autore della vincita. Non si sa se si tratti di uno scommettitore abituale oppure di qualcuno che ha tentato la fortuna una tantum. Possibile che si tratti di persona di passaggio, essendo Randazzo la domenica particolarmente frequentata anche da gente non del luogo, in quanto viene allestito il mercato domenicale, che è uno dei più grandi dell'Interland. Ad ogni modo c'è tanta curiosità in paese, una curiosità che molto probabilmente però dovrà rimanere delusa. Sono molto felice che c'è stata questa vincita nella mia genitorialità. Non ho proprio idea di chi sia stato, perché sono tabacchi di passaggio e quindi entrano tante persone che non conosco. Spero che chi ha vinto ne faccia un buon uso e che magari ci pensi. La notizia della vincita si è già diffusa sui social, in tanti fanno gli auguri al fortunato o alla fortunata. Il 10 e lotto si basa sul principio dell'estrazione casuale di 20 numeri vincenti su 90. E adesso a Catania, dove tornerà il gas nei quartieri Trappeto Sud e Sannullo, rimasti senza assieme ad altri dopo l'esplosione dovuta ad una fuga che ha causato il crollo di 2 palazzine. Oggi la prova dei tecnici ha dato esiti positivi. Adelaide Barbagallo. La fiamma si è accesa in via Sebastiano Catania, alta e vivida, segno che non ci sono bolle d'aria e il gas scorre correttamente nelle condotte della rete nei quartieri di Trappeto Sud e Sannullo. Un test importante. I residenti tirano un sospiro di sollievo, questione di giorni, e potranno tornare ad utilizzare i fornelli e fare docce calde. 3.000 le utenze che pian piano verranno riattivate. Un lavoro molto impegnativo che richiederà giorni, ma il peggio, almeno per queste aree, può dirsi passato.
Abbiamo esternalizzato il servizio proprio per procedere in modo più veloce e andranno appartamento per appartamento, nella speranza di trovare tutti gli abitanti dei singoli appartamenti e poter riattivare le utenze una per una. In attesa di riavere il gas restano i quartieri di San Giovanni Galermo Nord e tutta la zona adiacente all'area dell'esplosione. Qui il lavoro è molto più complesso, migliaia le persone in attesa. 3 settimane fa la grave perdita di gas che ha comportato la deflagrazione e il crollo di 2 palazzine, persone ferite, altre intossicate e poteva di certo andare peggio con la perdita di vite umane. I tecnici di Catania Rete Gas continuano incessante il loro lavoro. E restiamo a Catania, il castello Ursino è chiuso ormai da giorni per lavori. Questa è un'altra mazzata per le attività che si affacciano su piazza Federico II di Svevia. In compenso però sarà allestita una pista di ghiaccio, però per i commercianti e i ristoratori non basta. Tonino De Mano. Il castello Ursino chiuso per lavori di ristrutturazione dureranno 2 anni e la mancanza del quorum per effettuare il referendum per l'abolizione della ZTL. Per commercianti e ristoratori che si affacciano su piazza Federico II di Svevia arriva un'altra mazzata, per alcuni definitiva. Saracinesche che si abbassano, cedesi attività che iniziano ad essere un po' troppe. Da queste parti rumore nero come il cielo che sovrasta il maestoso maniero. Mentre opere, attrezzature e materiale vario viene trasferito, è in fase di montaggio la pista di ghiaccio, un modo per cercare di rianimare l'area del castello Ursino. La pista di ghiaccio momentaneamente potrebbe andare bene perché porta persone comunque a scendere al castello, quindi già un movimento in più. Però non sarebbe male se si farebbe dei mercatini, delle cose dove le famiglie e le persone sono invogliate a scendere, nel frattempo riescono ad entrare nel contesto di tutte le ristorazioni che ci sono. Ora già ne è in sofferenza ora con la ZTL, con la chiusura dei 2 anni sarà ancora più sofferente la zona, perché giustamente tu non stai limitando più il traffico, lo stai chiudendo definitivamente. Numeri da profondo rosso per alcuni commercianti, mentre residenti e passanti approvano con riserva. Non possiamo venire nei locali, è un disagio, soprattutto se ci sono persone invalide. Ultimamente abbiamo avuto un problema di questo. Ma dico, per i turisti è una cosa conveniente. Quindi anche per le attività in zona la situazione si adatterà ovviamente alle esigenze che si sono stabilite e comunque io vedo tutto positivo. La realizzazione della pista di ghiaccio potrebbe essere la prima di una serie di eventi che dovranno compensare e soprattutto sopperire alla chiusura del castello Ursino. Area di crisi nell'Etna Valle, il fatturato della ST Microelectronics è in calo ed errori dei manager hanno portato all'annuncio di una riduzione del personale che riguarderebbe addirittura 2-3 mila persone negli stabilimenti europei. I sindacati sono in stato di agitazione. Ci dice tutto Lorena Dolci. L'hanno chiamata Etna Valley come la Silicon Valley della California, culla dell'high tech. Lì i software, qui i microchip. Orgoglio siciliano e posti di lavoro, 5.300 i dipendenti dello stabilimento di Catania che adesso vivono momenti di preoccupazione. Il settore dei microprocessori va male, trascinato a fondo dalla crisi dell'auto, ma la ST va peggio, un calo importante del fatturato che sarebbe stato mascherato dai vertici. E questo ci preoccupa perché per l'azienda stessa ST perde credibilità nei confronti degli azionisti e di tutto quelli che ruotano attorno. Risultato l'annuncio di una riduzione del 6% dell'organico, prepensionamenti per 2-3 mila persone tra gli stabilimenti europei, ma nessun dettaglio è stato ancora comunicato. Per questo i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e domani sono convocati in audizione in Commissione Attività Produttive. La preoccupazione riguarda anche il modulo in costruzione legato all'auto elettrica. Ma l'auto elettrica, come ben sapete, ad oggi ancora non è esplosa, quindi questo ci fa pensare, ci fa preoccupare e vorremmo anche capire rispetto a quello che sono i 200 mm, cioè il modulo 5 di Catania che fa fette di 200 mm, i cosiddetti 8 pollici, dove Sherry stesso aveva detto che non era più conveniente investire, ma è più conveniente investire in 12 pollici. Qual è l'idea dell'azienda, se c'è la possibilità di una riconversione dello stabilimento? I sindacati hanno già inviato una richiesta ufficiale di incontro al Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, in queste ore a Parigi, dove discuterà con i suoi omologhi francesi la gestione dell'azienda.
E adesso la musica, un altro po' di Sicilia sul palco dell'Ariston a Sanremo con i Twin Violins, i gemelli giovanissimi tra l'altro di Agrigento, duetteranno con un'altra siciliana, Marcella Bella, nell'attesissima serata cover. Desiree Ferlito. E poi Marcella con i due ragazzini fantastici Twin Violins, l'emozione non ha voce, Adriano Celentano. Il Festival di Sanremo è alle porte e anche la presenza della Sicilia sul palco si arricchisce. I Twin Violins, i giovanissimi gemelli di Agrigento, famosi per la loro travolgente grinta, saliranno sul palco dell'Ariston insieme a un'altra siciliana, Marcella Bella, tra i big in gara con Pelle Diamante, che li ha voluti fortemente per accompagnarla nella serata cover, dove presenteranno una versione inedita di L'emozione non ha voce, portata al successo da Adriano Celentano. Ringraziamo Marcella Bella, per noi è un grandissimo onore poter suonare con lei e vi promettiamo che porteremo sul palco dell'Ariston tutta la nostra energia. Mirko e Valerio, la complicità di chi è insieme da sempre. Nei loro occhi l'entusiasmo di chi ha davanti a sé una parabola ascendente e vive quel grande parco come un'occasione unica per chi ha soli 17 anni. La loro passione nasce da un violino appeso al muro per caso dal papà. Diventano virali durante la pandemia per alcuni video pubblicati sui social, dove a suon di archetto interpretano i più grandi successi della musica pop con energia e ritmo travolgente. E il 14 febbraio sono pronti per scatenare l'entusiasmo di tutti i fan. Pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Partiamo dalla Serie B con il Palermo che fa autoanalisi dopo il pareggio amaro con lo Spezia e poi invece il Catania che ritrova fiducia dopo invece aver battuto la capolista Monopoli. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio con la Serie B, pareggio che ha il sapore della sconfitta per il Palermo, al picco rosanero avanti per 2-0 fino poi al 92esimo, poi c'è stata la clamorosa rimonta della formazione ligure, il tecnico Dionisi ha detto è stata una grande delusione. Marco Gulla. Dalla vittoria della Svolta al pareggio beffa, tutto nel giro di 3 minuti. Arachiri Palermo al picco contro lo Spezia e i rosanero avevano la vittoria in pugno grazie a questo gol iniziale di Ranocchia e poi alla rete di Brunori. Nonostante lo Spezia attaccasse, i 3 punti sembravano ormai in viaggio verso Palermo, ma non è stato così. Al 92esimo il gol di Esposito, poi allo scadere del recupero la rete di Aurelio, 2-2 e pareggio dal sapore di sconfitta per la banda di Dionisi. Delusione perché la partita è cambiata subito all'inizio con il gol di Pippo che ci ha messo nelle migliori condizioni, al tempo stesso ovviamente ci siamo abbassati subito facendo una partita più difensiva, l'abbiamo fatta bene, interpretata bene e grazie anche a questo abbiamo fatto il secondo gol perché i ragazzi sono stati bravi in una riconquista alta e poi purtroppo l'episodio del 2-1 è stato quello che ha cambiato la partita e ha determinato il risultato finale. Nicolao, entrato all'82esimo, ha sbagliato in occasione del pari spezzino che in questo momento esclude il Palermo dalla zona playoff. Se avessimo pensato magari di pareggiare a Spezia prima della partita poteva essere anche un buon risultato, ma chiaramente non siamo soddisfatti e vogliamo ancora di più di quello che siamo riusciti a fare oggi. Tanta attesa per Poyampalo che però non ha brillato. Avrà tempo per rifarsi a partire dalla gara di domenica al Barbera contro il Mantova. In Serie C la vittoria del Catania a Monopoli ha portato invece nuova fiducia attorno ai rossazzurri. L'analisi della dopogara dell'allenatore toscano che ha detto adesso è il momento di non mollare e dare continuità. Francesco Triolo. La partita della consapevolezza, ecco la parola chiave che lo stesso Mimmo Toscano tira fuori dal cilindro dopo la vittoria del suo Catania in casa della capolista Monopoli. Una partita preparata con determinazione ed umiltà, conoscendo le proprie difficoltà, emergenze indisponibili, innanzitutto, per tirare fuori una prestazione che ha testimoniato come il Catania può giocarsela con tutti. Questa è una partita che ti deve dare il senso del lavoro, il senso dell'essere uniti, il senso di appartenenza.
non deve essere questa vittoria che deve farci cambiare, anzi bisogna insistere su come abbiamo preparato la partita questa settimana, su come abbiamo lavorato e da qui in avanti crescere sempre, perché oggi è la dimostrazione che se lavori di squadra, se sei tenace, se vuoi veramente un risultato lo ottieni. Il 2-1 del Veneziani nasce dalla rete di De Paoli, l'ultimo arrivato nello spogliatoio ma già calatosi nella mentalità, dal gol di Gherardi, un giocatore ricostruito, importante per il Catania, come ha voluto sottolineare nel dopogara lo stesso Toscano. Adesso l'obiettivo è dare continuità, mandando in archivio un periodo non facile per i rossazzurri. Certe partite, certi errori passano, certi momenti ci devi passare, fanno parte del tuo percorso, della tua crescita. Ci siamo passati, abbiamo fatto i nostri gli errori, le cose che possiamo fare meglio, adesso bisogna continuare. Io ho detto ai ragazzi, godetevi questa vittoria, ma da martedì vi voglio ancora avvelenati. Da domani quindi Toscano è pronta a rilanciare. Domenica al Massimino c'è la Casertana. L'obiettivo è non mollare. E con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Questa edizione del TG Sicilia termina qui. A tutti voi un buon proseguimento di serata.